girone, come si intitola il Tour 2022 dei Litfiba, ieri sera a Maiano è stata anche l'ultima occasione per vedere in regione dal vivo in concerto il famosissimo gruppo toscano di Piero Pelù e Ghigo Renzulli, fondato nel 1980 e che ora ha deciso di lasciare la scena. Questo è l'ultimo girone, ma qui niente è Dopo oltre 40 anni di storia, 10 milioni di dischi venduti e migliaia di concerti organizzati in tutto il mondo, la rock band, che si distingue anche per il suo ricorso all'italiano anziché all'inglese nei suoi testi, ha deciso di salutare il pubblico con una scaletta costellata dai numerosi successi collezionati nel corso degli anni, da Il Volo a Regina di Cuori, da El Diablo a Spirito. Un addio organizzato senza retrogusto malinconico, ma con la voglia di mostrarsi come si è sempre stati, a iniziare dal petto nudo dello scanzonatissimo frontman Pelù, in barba alle sue 60 candeline e a quelle del gruppo.